Ci troviamo in Sardegna, esattamente nella provincia di Oristano, in compagnia di tanti amici e tante bellissime macchine. Lei è il signor? Figus Olindo di Sini, nato a Sini, un paesetto di 600 abitanti, ormai sono rimasti in pochi, nel 60 eravamo 1200, ormai si sta spopolando e così. Scommetto che da come lei accarezza questa divinità, immagino che lei sia il proprietario. Io sono il proprietario e con amore e passione, perché il mio mestiere era autista per il Ministero degli Esteri, ho accompagnato le varie autorità dell'Italia e con questa passione delle macchine, poi trovandomi in Argentina, a Buenos Aires, sono andato in un garage a chiedere il prezzo di una vettura e mi ha cacciato fuori come un cane, e da lì mi è venuta la passione delle auto d'epoca. La macchina era una Ford T e da lì siamo partiti raccogliendo una Fiat 520 e portandola in Italia, e poi un po' a Londra, un po' a Praga, un po' a Zagabria. Sempre con la passione delle auto abbiamo cominciato trovando un pezzo del telaio qui in Sardegna di questa Fiat 519. Con i progetti Fiat abbiamo messo in vita un'altra volta questa macchina, che è la unica esemplare sia in Sardegna che in Italia e forse anche in tutto il mondo. Questa divinità, ecco, che noi abbiamo vicino si chiama Fiat 519 B, perché c'è la Fiat 519A più corta, e la Sport. Quindi unico esemplare. E in Italia ce ne sono 8 esemplari, però una diversa dall'altra. Quanti anni ha Questa ha 85 anni, è uscita nel 1925. Portati bene. E poi sono venuti 3 amici dall'Australia per vedere la reliquia, e così ci siamo scambiati dei pezzi. Loro mi hanno dato dei pezzi, io ho restituito degli altri, così abbiamo potuto mettere uno scambio. Sì. Avete messo a posto due macchine. 3 macchine abbiamo messo a posto. Quindi io la ringrazio tantissimo, mi ha fatto tanto piacere, perché lei lo sa già che questa è l'attrazione di un raduno. Quando si arriva in un raduno di questo genere tutti si fermano, sono tutte belle, ne abbiamo viste parecchie, sono tutte belle. Ma la nonna... Però questa è la mamma, è la mamma di tutte queste altre che noi vediamo. Io le ringrazio tantissimo. Lei è ancora il signor Figus Olindo. E speriamo di averla ancora. Certo, senz'altro, perché noi speriamo di far vedere questa e tutte le altre macchine, in modo che tutti riescono ad ammirare queste opere d'arte fatte dall'uomo. Grazie mille. Grazie ancora, arrivederci.
Quindi tutte queste macchine che abbiamo visto qui in giro fanno parte della nostra associazione, c'è qualcuno che viene oggi per la prima volta, sta provando, gli è già piaciuto, anche se la giornata non è ancora finita, e ha già avanzato richiesta di far parte del nostro gruppo. quindi chi vuole venire un altro anno qui a godersi Noi ci veniamo da 17 anni, quindi tutti gli è anni una sagra, sì, sempre il 25 aprile, ci ha sempre accompagnato il diciamo la prima manifestazione dell'anno. Ed iniziamo bene perché qui abbiamo il nostro socio Lingo che ha la macchina più la miraglia, no? Sì, 519 del 1925. Questa è la sagra del pan di sapa, fatto con il nostro pane tradizionale, fatto con la sapa ricavata dell'uva. Loro qui a Sini dicono che sono i primi ad averlo fatto. Altri dicono di essere i primi, ma qui diciamo che hanno un buon prodotto e comunque tramandano una bellissima tradizione. quindi qui in questa zona noi ci troviamo nella provincia Noi siamo ai confini fra la provincia del Medio Campidano adesso e della provincia di Oristano. Siamo ai piedi della Giara, cioè questo altipiano alle mie spalle che è splendido, molto noto per un cavallino molto particolare, di statura molto piccola, nero, splendido, che vive allo stato bravo, di proprietà comunque, ma in questo altipiano fantastico, dove nasce spontaneamente anche l'orchidea selvatica. Ed è questo il periodo con tutti gli acquitrini dove si può ammirare il cavallo, che si può avvicinare a circa 200-300 metri, e dove ci sono questi piccoli laghetti naturali che si chiamano paulis, in termine sardo, e dove si può trovare l'orchidea selvatica, ed è qualcosa di eccezionale. Quindi è un paesino piccolo, perché ha chiaramente pochissime vite stormali, quelli stanziali, no? Molti oggi sono rientrati perché l'appuntamento per la patrona San Giorgio. Fra pochissimo ci sarà una bella sfilata del santo e di tutti i costumi che arrivano da tutte le parti che andremo a vedere. che andremo a vedere. Io la ringrazio, Grazie Presidente, io spero che buon gli rientro. amici che ci vedono hanno la Possono avere la curiosità di venire a visitare in un magari prossimo viaggio in Sardegna questo paesino piccolo che nel periodo di aprile e maggio, nel più bel verde che abbiamo in Sardegna, abbiamo alcune cose molto caratteristiche. provincia di Oristano. Provincia di Oristano. I nuraghi sono a pochissima distanza. Io la ringrazio. Grazie mille. E allora buon divertimento. Grazie.